Pioggia battente, allagate strade, case e campagne in tutta la Marca. La Protezione Civile del Veneto prolunga l'allerta gialla fino alle 14 di domani, domenica. Notte di paura a Gorgo al Monticano, in fiamme il tetto di un condominio, evacuate 24 famiglie, vigili del fuoco al lavoro fino al mattino, edificio inagibile. Decidono loro come perfetti dittatori cosa fare, durissimo attacco del governatore Zaia al congresso della Lega nei confronti dei grillini accusati di bloccare l'autonomia, e il governatore lunedì sera sarà ospite al ring. Stamattina a Salgareda e Chiesa Nuova l'ultimo saluto a Matteo Gava e Giulia Bincoleto, i due giovani morti nell'incidente di sabato scorso a Mussetta di Sandona di Piave. Crack Veneto Banca, nel nuovo filone l'ex AD Consoli e 8 manager indagati per bancarotta, e sulla Feltrina l'ennesima protesta dei risparmiatori truffati, decine di croci e lumini come in cimitero. Truffe alle assicurazioni, indagati i titolari di 2 officine e un medico in servizio all'ospedale di Montebelluna. Benazzi, se le accuse saranno confermate, verrà licenziato. La rubrica dedicata ai vostri presepi, aspettando il Natale, stasera vi mostreremo le natività inviate da alpini, parrocchie e telespettatori. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. E dunque piove da ore su tutta la provincia, molte le strade allagate. Siamo andati innanzitutto a Oderzo e nella zona di San Biagio di Callalta. Vediamo. Speriamo che non venga giù ancora pioggia. Con la testa si spera che smetta di piovere, con le braccia si prova a far defluire l'acqua. La pioggia insistente delle ultime ore sta mettendo a dura prova la rete idrica secondaria, non tanto i grandi corsi d'acqua, questo il Monticano a Oderzo, quanto fossati e canali di scolo di una campagna inzuppata. Diverse le strade allagate, solo qui a Oderzo sono finite sott'acqua via Donizetti, via Boarie, la centralissima via Garibaldi dove l'acqua sgorgava dalla rete fognaria, via Anafesto e via Castelletti. No, il fossato quando piove e quando il Monticano è alto, questo è una valvola di sfogo praticamente. Ma oggi come oggi sarà verificato circa 10 anni fa circa, sì. Che, perché non ha funzionato l'idrovoro, penso, per conto mio. Molti gli interventi con autopompe, come in questa scuola, per prosciugare il piazzale. In via Bosco Comun l'acqua non ha allagato garage scantinati per pochi centimetri e si teme per le prossime ore, anche per colpa di una rete di scolo forse da rivedere. Non defluisce perché là fino alla curva i fossi sono tutti otturati e praticamente se non fanno le pulizie succede questo. Quest'anno è la terza volta. Abbiamo programmato anche le opere che assommano a 10 milioni di euro, adesso si tratta di trovare le risorse e fare questi interventi, perché questi allagamenti sono conseguenti alla mancata intelligenza nel realizzare le opere di urbanizzazione che ereditiamo dal passato. Strade allagate e molti sottopassi impraticabili, come questo a Fagarè di San Biagio. Qualche preoccupazione anche nella frazione di Rovarè, dove il fiume Meuro si è ingrossato fino a uscire dall'argine, allagando via Cannaregio e altri punti, a ridosso di case e condomini. Mentre gli uomini della protezione civile mettono giù sacchi di sabbia, la gente si dice incredula per un fenomeno che non si vedeva da tempo, nemmeno con piogge più intense. Lei è in allerta? Sono qua io a scuola, era da qua. Da 45 anni. Questa cosa qua l'aveva mai vista? Mai vista così alta. E sono bastate poche ore di pioggia intensa per creare disagi e preoccupazione anche a Gorgo al Monticano. Maltempo nella Marca, con le piogge durate tutta la notte nelle prime ore del giorno, anche di grande intensità. A Gorgo al Monticano alcune strade sono andate sotto acqua, così come qualche garage. La situazione è comunque sotto controllo. Purtroppo sono caduti quasi 40 mm d'acqua nel giro di 2 ore. Adesso abbiamo già effettuato alcuni interventi, stiamo chiudendo alcune strade perché sono impercorribili. Ecco, ci si augura che le piogge cessino perché la situazione potrebbe diventare preoccupante. Sì, assolutamente, potrebbe diventare preoccupante, non creiamo allarmismi, per il momento il Monticano non è ancora a livelli alti,
però speriamo bene. Il Monticano a valle non è in fase preoccupante, così come il Livenza a monte. Gli impianti idrovori però devono continuare a lavorare in maniera regolare. Attualmente gli uomini della Protezione Civile stanno intervenendo per controllare alcune pompe, come a Navolè, dove alcuni campi sono già invasi dall'acqua. Qui ci troviamo nella frazione di Navolè e anche qui stesso problema di prima, troppa acqua in troppo poco tempo. Purtroppo c'è tutta l'acqua di scolo nella rete secondaria che non riesce a defluire dalla chiavica in fondo. Però ci sono delle criticità per le case e le abitazioni che ci sono in questa zona, in via Livenza e in via Marco Trozzo. Le previsioni sono comunque migliorate dal pomeriggio. Attualmente sono in atto deboli piogge a macchia di leopardo. E rimaniamo a Gorgo al Monticano, dove nella notte c'è stato il pauroso incendio di un condominio, paura per le famiglie che ci abitano e che hanno dovuto lasciare i loro appartamenti. Fuoco dappertutto e anche con le autoscale non si riusciva a entrare da nessuna parte. 24 famiglie evacuate per un incendio che ha impegnato nella notte ben 12 mezzi dei vigili del fuoco e circa 25 uomini. Le fiamme hanno divorato in poco tempo questi 2 appartamenti all'ultimo piano. L'allarme è scattato in via Petrarca a Gorgo al Monticano ieri sera poco prima delle 22. Questa mattina il primo sopralluogo dei vigili del fuoco con i colleghi dell'ufficio di polizia giudiziaria per tutti i rilievi del caso. Assieme a loro il sindaco e gli uomini della protezione civile. Lì c'era l'albero di Natale. Sì, guarda, Una devastazione totale. devastazione, poveri. È stato un incendio un po' difficile perché a causa anche del vento che spirava, mi dicevano i primi capisquadra intervenuti, e anche delle condizioni del tetto ventilato in legno, quindi è stato abbastanza, diciamo, impegnativo. Con il rischio che le fiamme si propagassero anche agli edifici circostanti. Si pensa che da là il fuoco abbia attraversato velocemente il tetto. Al momento stiamo aiutando le famiglie a recuperare i generi di prima necessità per poter, diciamo, continuare la loro vita, e poi nei prossimi giorni, quando saranno messe in sicurezza le condizioni, potranno alcune famiglie rientrare sicuramente. Fra queste 24 famiglie alcuni potranno rientrare anche in tempi brevi. I vigili adesso stanno valutando la situazione per gli appartamenti sotto, ma penso che fino a lunedì risposte non ne abbiamo. Per fortuna tutti hanno una sistemazione. Tamponare, giusto che non entri acqua qua, con dei pannelli e un telo in via provvisoria, cioè che non entri più acqua in caso di pioggia. C'è da fare ora le verifiche sia degli impianti, perché l'acqua è entrata all'interno del condominio mancando la copertura, e anche delle strutture, e quindi nei prossimi giorni verranno fatte le verifiche sia statiche sia degli impianti elettrici e degli impianti anche di riscaldamento, quelli ancora che possono essere messi in funzione, per poter farli rientrare, ma si parla oramai nella prossima settimana. Forse per Natale dovranno stare ancora fuori allora. Spero che qualche famiglia possa rientrare, auguriamocelo così anche per loro. E un altro incendio, malgrado la pioggia battente, si è verificato invece questa mattina in via 4 novembre a Breda di Piave, dove le fiamme hanno semidistrutto una stalla. Il rogo alle 10:30 del mattino, probabilmente a causa di un cortocircuito partito da un trattore. Il fuoco ha avvolto le strutture, divorandone le coperture. Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare sotto la pioggia non solo per limitare i danni, ma soprattutto per mettere in sicurezza i 60 capi di bestiame allevati all'interno. Gli animali sono stati salvati, ma i danni, lo vedete, sono ingenti. Voltiamo pagina, andiamo al congresso della Lega a Milano, durissimo attacco del presidente della regione Zaia ai grillini, definiti perfetti dittatori per i no che impongono al paese, a cominciare da quello all'autonomia di Veneto e Lombardia. I grillini teorizzano la democrazia digitale ma non rispettano la volontà popolare quando ci sono milioni di persone che sono andate a votare come in Lombardia e Veneto. Dal palco del congresso di Milano, che ha cambiato pelle alla Lega, il presidente del Veneto Luca Zaia ha riproposto la questione dell'autonomia sferrando un attacco diretto al Movimento 5 Stelle che si sta mettendo di traverso, secondo il governatore, tra i cittadini e le loro legittime istanze. Decidono loro, ha detto, come perfetti dittatori. Il paese non può avere i grillini in mezzo alle palle. Io ho sostanzialmente detto la pura verità. Nel Conte 1 sono stati loro i responsabili di non aver mai fatto l'autonomia, nonostante
lo strepitoso lavoro del ministro Stefani. Dall'altro c'è da dire che davanti a un partito che professa il fatto che il popolo deve essere messo in primo piano, il popolo deve essere rispettato e ci mancherebbe, deve essere così, il popolo veneto che per 2.328.494 veneti è andato a votare al referendum è totalmente non ascoltato. Allora dico, questa non è democrazia, perché la democrazia è un'altra cosa, è il rispetto della volontà del popolo. Autonomia, ma non solo, nel programma della nuova Lega di Salvini, che stacca con il passato, con la Lega Nord di Umberto Bossi, e si proietta a livello nazionale. Siamo quelli di prima come prima e non è che abbiamo celebrato funerali, è stato un adeguamento. Fra l'altro c'è anche da dire che quello che si è concretizzato oggi non è altro che quello che sta accadendo da anni, nel senso che il fatto che si sia, come si può dire, consolidato il principio secondo il quale le riforme legali, pacifiche, le fai se hai parlamentari, se non ce li hai tu riforme non ne fai perché non hai voti. E lunedì sera il governatore Luca Zaia sarà ospite a Ring, in onda a partire dalle 21:15, dall'autonomia alla sanità, alla situazione politica, molti i temi che verranno affrontati nel bilancio di fine anno del Presidente del Veneto, ospite dunque lunedì sera del nostro Ferdinando Avarino. Una cinquantina di croci bianche con relativi lumini sono comparse oggi sulla rotatoria di Cornuda lungo la Feltrina. C'è chi ha pensato a un'installazione artistica, in realtà è l'ennesima azione di protesta dei risparmiatori truffati. Un cimitero in mezzo alla Feltrina. E questa è la prima impressione guardando la grande rotonda di Cornuda. Quasi un luogo simbolo di protesta. Infatti qui 4 anni fa stazionarono per mesi i forconi e da questa mattina oltre una cinquantina di croci bianche con relativi lumini richiamano quelle che i manifestanti definiscono vittime dello Stato. Per tener viva la protesta, perché dopo 4 anni che lo Stato ha promesso il risarcimento ai risparmiatori e fino ad oggi non si è visto un euro. Senta, ma perché proprio delle croci? Ma per dare, forse secondo me, per dare un significato, una profondità della disgrazia che è successa nella nostra amata terra veneta, dove che ci sono stati anche tanti morti. Delle croci di protesta da chi non solo si sente derubato della propria banca, che poteva essere salvata, ma ora anche beffato dallo Stato, che con presupposti ben peggiori rispetto alle banche venete salva con soldi pubblici la banca di Bari. Una vergogna, perché questo dimostra che ci sono 2 Italie e non una, perché l'Unione Europea ha detto che non possono essere aiuti di Stato, invece questo è chiaro che è stato un aiuto di Stato. E allora io mi domando e domando anche ai nostri politici, ma dove siamo arrivati? Croci per ricordare anche chi non ha più fiato per combattere. Ora che l'iscrizione nel registro degli indagati per bancarotta di Vincenzo Consoli potrebbe configurare l'anticostituzionalità della cessione di Veneto Banca a Banca Intesa. E queste croci, che nelle prossime ore raddoppieranno e domani sera si coloreranno delle fiammelle dei lumini accesi, nel loro silenzio pongono a tutti una sola domanda. In questa farsa che sono spariti 12 miliardi dal Veneto, dove sono finiti i soldi dei risparmiatori del Veneto? Oggi noi non lo sappiamo. C'è anche un medico del pronto soccorso di Montebelluna tra gli indagati per una frode nei confronti delle assicurazioni auto. In complicità con alcune autoscuole di Volpago avrebbe prodotto falsi certificati per lesioni inesistenti. Noi non abbiamo nessuna comunicazione da parte della magistratura né delle forze dell'ordine. Ufficialmente all'ULSS nessuno sa nulla del medico del pronto soccorso di Montebelluna che avrebbe truffato le assicurazioni con falsi certificati di infortunio. Un caso che parte da Milano, che vede tra le parti lese le assicurazioni generali e General Lloyd, che al momento ha iscritto una ventina di persone sul registro degli indagati. Tra questi i titolari di un'autofficina montebellunese e di un elettrauto di Volpago e appunto un medico dell'ospedale San Valentino. I fatti si riferiscono agli anni 2013-2014, il valore sarebbe di centinaia di migliaia di euro e 4.500 sarebbero stati i certificati falsi emessi dal responsabile sanitario. Tutto al condizionale, sottolinea il direttore generale dell'ULSS, comunque pronto a prendere provvedimenti. Intanto noi abbiamo preso atto e ringraziamo la magistratura che sta indagando. È chiaro che questi episodi qualche volta spesso succedono, il primo non sarà mai l'ultimo perché sono legati ovviamente all'avidità, alla stupidità dell'uomo. In caso corrisponda a questo effettivamente la persona sarà
dovrà essere licenziata, perché qua si tratta ovviamente di un atteggiamento certamente al di fuori della deontologia medica. E oggi è stato il giorno dei funerali di Matteo Gava, una delle vittime giovanissime del terribile incidente dello scorso fine settimana tra San Donà e Noventa di Piave. Nella bara, sotto un cuscino di rose bianche, la sciarpa dell'Inter, la sua squadra del cuore. Ad attenderlo una folla commossa. I funerali del ventenne Matteo Gava sono stati celebrati nella frazione di Campo Bernardo, a Salgareda, la chiesa dove Matteo era cresciuto e si era sempre distinto dando una mano alla comunità. Le parole di Don Corrado durante l'omelia hanno cercato di confortare lo straziante dolore dei familiari, della madre Silvana, il papà Roberto e il fratello Mauro. Matteo era un ragazzo troppo giovane per morire, lo abbiamo pensato tutti. Lo abbiamo detto tutti, troppo giovane. Matteo aveva ancora tutta la vita davanti a sé, un ragazzo che amava la vita, un ragazzo sempre con il sorriso, pieno di sogni, pieno di progetti, come è giusto che sia per un ragazzo diventato. La morte per noi è sempre ingiusta, ma quando arriva così improvvisa per colpire un ragazzo giovane, pieno di sogni, pieno di progetti, questa morte sembra ancora più ingiusta, più incomprensibile. Matteo è fra le vittime del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la Brettella fra San Donà e Noventa di Piave. In macchina con lui c'era Chiara Brescaccin, 23 anni, che da circa un anno viveva a Eraclea e le cui esequie si sono svolte nella chiesa di San Mauro a Noventa di Piave. Alla guida dell'altra auto c'era la 25enne Giulia Bincoletto. Il suo funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Chiesa Nuova, nella frazione di San Donà. Fuori dalla chiesa ad attendere il feretro i suoi amici, che hanno liberato in cielo dei palloncini bianchi con un applauso. Un ultimo caro saluto a Matteo, anche lui volato in cielo. Ci fermiamo ora per qualche istante e torniamo tra brevissimo. Telegiornale di Antenna 3 Treviso, ricominciamo, siamo di nuovo in diretta. Domani importante appuntamento per i montebellunesi, dopo anni di abbandono riapre la storica barchessa del Parco Manin. Finalmente si sono conclusi i lavori di restauro della barchessa Manin all'interno dell'omonimo parco ed è una grande restituzione alla città. È uno degli edifici pubblici che hanno fatto la storia recente di Montebelluna. Barchessa Manin, dall'omonimo parco cittadino, è stata da sempre il punto di riferimento per incontri ed associazioni. Poi gli anni dell'oblio, con il degrado generale che stava coinvolgendo anche il parco attorno, con l'aumento della microcriminalità, dello spaccio, della presenza a tutte le ore di balordi e sbandati a ridosso dello storico edificio. L'elemento vero di degrado purtroppo era proprio lo stato di incuria in cui si trovava la barchessa Manin, la barchessa del parco Manin. Oggi abbiamo la possibilità di mostrare ai cittadini come si può recuperare un immobile a uso pubblico con grande dignità sul piano del restauro e della riqualificazione architettonica. Domenica l'inaugurazione della barchessa rinnovata nella struttura e nell'utilizzo. Si tratta di uno spazio che ospiterà un ristorante, una bottega dei prodotti tipici del territorio e anche offrirà i modi, gli spazi per organizzare mostre e convegni. Restituita la barchessa alla città, ora si punta ad un nuovo obiettivo. La nuova sfida è quella di dare un teatro alla città, l'ultimo ha chiuso i battenti 50 anni fa e grazie a un contributo speciale di Banca Intesa San Paolo raggiungeremo questo obiettivo. Sorgerà al posto dell'attuale ex pretura. Ancora la cronaca a Treviso, barricati in autobus per sfuggire al controllo della polizia, una volta fatti uscire si sono scagliati contro gli agenti.
Ubriachi stavano danneggiando un autobus in sosta in lungo Sile Mattei a Treviso. All'arrivo della polizia ci si sono nascosti dentro, quindi costretti a uscire hanno preso a calci e pugni gli agenti. L'episodio nella nottata di martedì intorno all'1, condotti in questura per accertamenti, sono risultati avere alle spalle già precedenti analoghi. I due, una 43enne di Conegliano e un 50enne di origini vicentine, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. L'episodio rientra nei controlli a tappeto disposti in settimana dal questore tra Treviso, Conegliano, Montebelluna e Oderzo, che ha portato complessivamente a 3 arresti e 13 denunce, all'identificazione di 600 persone e al controllo di 3.300 veicoli. Venerdì, anche con l'ausilio dei cani antidroga, maxi controllo invece tra Treviso e Villorba. Identificati decine di ragazzi tra la stazione ferroviaria e quella delle Corriere. C'era evidentemente qualche problema tecnico, adesso apriamo la pagina del Bellunese. Contro i vincoli imposti da Roma alle terre alte della provincia di Belluno nasce un comitato. Non staremo a guardare, dicono i sindaci di Comelico Superiore e Auronzo. La zona del Comelico di Auronzo non è una riserva e non lo può diventare. Si alza la protesta nelle terre alte dopo l'imposizione d'imperio dei vincoli ambientali che rischiano di mettere una pietra tombale sullo sviluppo di un'area che ha ancora tanto da dire. Credo che proprio l'impostazione del vincolo sia un'impostazione troppo rigida che va assolutamente cambiata. Stiamo facendo dei ragionamenti sia a livello di comprensorio, quindi della Valle del Comelico, che con Auronzo, che con la regione, con la provincia, per cercare di capire quali sono i metodi migliori per poter mitigare e cambiare drasticamente questo tipo di vincolo. Nel pomeriggio in Comelico si è svolta un'assemblea mirata alla costituzione di un comitato popolare istituzionale, perché è chiaro che dalla provincia di Belluno questa volta non c'è alcuna volontà di continuare a tenere chinato il capo a Roma. Ritengo gravissimo che questi vincoli siano stati imposti ai 6 comuni senza averli mai condivisi né con le amministrazioni comunali, con la cittadinanza, quindi imposti da Roma e da Venezia, dalla sovrintendenza dei beni ambientali, dal Ministero dei beni culturali, da persone che non conoscono assolutamente cosa significhi vivere in montagna 365 giorni all'anno. Ciò che forse non è mai stato chiaro alla pianura, così come nei palazzi romani del potere, è cosa significhi vivere in montagna. Quella bellunese 10 anni fa, insignita del massimo riconoscimento tributato da UNESCO, non può essere considerato l'ultimo avamposto dello stivale, perché chi ha scelto di viverci in montagna l'ha fatto per amore delle proprie radici. A questo punto l'unica soluzione sia quella del ricorso. Stiamo valutando, non abbiamo ancora deciso, come ha già fatto la Regione, invece di ricorrere sicuramente, però credo che per quanto mi riguarda la soluzione sia unica, quella per cercare veramente di modificarlo in maniera sostanziale. È in programma un confronto sia con la Regione del Veneto sia con la provincia di Belluno per capire come agire coordinandoci tutti insieme, perché l'azione deve essere naturalmente sinergica e deve essere molto, molto forte. Ed è notizia di questo pomeriggio proprio che la provincia farà ricorso contro i vincoli imposti sul Comelico e su Auronzo. Lo ha annunciato il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi. L'amministrazione provinciale chiederà il coinvolgimento di tutti i parlamentari bellunesi, di tutti i comuni, di tutti gli amministratori, e lunedì prossimo è in programma un incontro tra presidente della provincia, sindaci e regione per coordinare le azioni da mettere in campo. Pugno in pieno volto e 5 giorni di prognosi per un autista della linea Agordo-Falcade Alto di Dolomiti Bus. Ad aggredire il malcapitato è stato un giovane, peraltro noto per problemi legati all'uso di stupefacenti, che ieri sera ha fermato l'autobus poche centinaia di metri dopo la stazione delle Corriere di Agordo. Il ragazzo è salito sul mezzo obliterando un biglietto scaduto e quando l'autista gli ha contestato la sua condotta scorretta gli si è scagliato addosso con una furia sferrandogli un cazzotto. A raccontare l'episodio è Fabio Mosca della RSU di Dolomiti Bus, chiamato a sostituire il collega che sotto shock è dovuto ricorrere naturalmente alle cure del pronto soccorso. Il ragazzo è fuggito, ma la denuncia per aggressione è stata messa nero su bianco dai carabinieri. 3 nuovi cavalieri della Repubblica allungano l'elenco dei riconoscimenti conferiti dal Capo dello Stato nel Bellunese. Ieri sera la consegna degli attestati nel salone di rappresentanza della Prefettura.
Pubblico delle grandi occasioni ieri sera a Palazzo dei Rettori per la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica a coloro che hanno acquisito particolari benemerenze verso la nazione. La scelta ha privilegiato l'impegno sociale di Antinesca De Polle, esponente di Confartigianato, Gianni Longo, comandante della stazione dei Carabinieri di Trichiana, e Massimo Trento per il suo impegno nel volontariato. L'evento è stato aperto dal saluto del prefetto di Belluno, Adriana Cogode, che da sole 3 settimane a Belluno ha detto di avere già avuto modo di apprezzare l'accoglienza del territorio, la solidarietà e lo spirito di aggregazione anche fra istituzioni pubbliche e private. Se c'è un titolo per questa serata, ha detto il prefetto, sento di indicarlo nella fiducia e attraverso essa la speranza. La fiducia è importante perché dalla fiducia nascono tanti altri sentimenti e soprattutto nasce il coraggio, perché quando si ha fiducia in una persona o in un obiettivo, in qualcosa, si ha la forza e il coraggio per poterla poi raggiungere. Ai giovani bisogna infondere fiducia, ha detto Adriana Cogode, fiducia in se stessi, nella società, in un mondo di adulti che a volte non riesce ad ascoltare, a dialogare, a dare esempi e risposte. Poi il pensiero a chi in questo momento avverte incertezza e disagio in riferimento alla crisi occupazionale. Il messaggio è di speranza, una fiducia che sia anche speranza che comunque tutti si faccia, ciascuno faccia la propria parte perché questo problema possa rientrare, le famiglie possano riprendere la loro tranquillità. Applausi alle ragazze e ai ragazzi della Nuova Cantica di Belluno, diretti da Luciano Borin, che attraverso la musica e le loro voci hanno fatto risuonare la gioia per l'arte e il bel canto. Prima di chiudere, l'immagine di una valanga piombata sulle auto tra Livinallongo e Cortina, 3 i mezzi coinvolti, eccola qua, pulmini shuttle che portano gli sciatori per il trasbordo dagli impianti alle piste. A bordo dei mezzi solo gli autisti rimasti fortunatamente illesi. La valanga ha un fronte di una decina di metri e in zona stanno operando i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina, i volontari del soccorso alpino di Livinallongo e Cortina e l'elicottero di Bolzano. È tutto per questa sera, a me non rimane che salutarvi e lasciarvi ai vostri presepi. Naturalmente questa sera vi mostriamo i presepi della famiglia Priamo di Castel di Godego, della parrocchia di Ospedaletto e degli alpini di Cusignana, poi a seguire le previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. La perturbazione abbandona il nostro territorio, ma nella giornata di domenica 22 dicembre causerà ancora una lieve instabilità. La situazione nel dettaglio.
Sul Veneto cielo molto nuvoloso al mattino con precipitazioni diffuse anche consistenti. Poi fenomeni in esaurimento a partire dai settori occidentali con ampie schiarite e tempo via via più asciutto. Limite della neve intorno ai 1000-1300 metri. I venti saranno moderati da nord-est. Temperature in lieve calo, minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 10 e 12 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà anche qui instabile con precipitazioni specie in mattinata, ma anche in questo caso migliorerà dal pomeriggio. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 10 e 12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo dapprima qualche pioggia, ma anche in questo caso dal pomeriggio sarà più asciutto e anche maggiormente soleggiato. Temperature minime che torneranno ad essere sotto zero, massime sui 5 gradi e quindi anche in questo caso in calo. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.